mentre le caserme grandi, quelle così, di Tamuro, occupavano, diciamo, la truppa. Noi altri caporali eravamo più signori, si dormiva nella palazzina al centro della piazza. Ma con i tedeschi noi non sapevamo niente a che fare. Davano gli ordini prima di montare di guardia agli aerei, perché agli aerei si montava la guardia noi. Alla porta dell'aeroporto c'era la milizia, i fascisti, e loro guardavano chi entrava, chi non entrava, insomma, avevano quel controllo lì, ce n'era una quindicina, 15-20 persone, tutti di Treviso, tutti di Treviso. Noi invece si guardava l'altro ingresso, da dove entravano gli aerei che facevano il giro della pista, là noi si controllava quello. Che in che zona quest'altro ingresso? La zona dove c'è l'aerostazione adesso. Ah, dalla Noalese, diciamo. Questo era il compito vostro. La chiamavano la Runa, c'era la Runa, una società di... il compito vostro era controllare da quella parte, della Noalese, di qua invece c'era la milizia. E di qua c'era la milizia e controllava le persone. E i tedeschi erano... non si sa cosa facevano. Ma quanti erano? Chi lo sa? Voi, non dicevate fra di voi? Noi avevamo un caporale che ci passava gli ordini, un alto atesino, una persona intelligente, buona anche, molto buona, e basta. Parlava benissimo l'italiano, sembrava uno di noi, e niente, non si sbaglia niente altro. Ma non sapevate quanta era la forza, diciamo, l'organico di questi... No, non si sapeva la forza. Né che reparto. Ed era una faccenda molto chiusa. Quando c'è stato il bombardamento è morto parecchi tedeschi. All'aeroporto è arrivato delle bare, ma non so dirle quanto. Ed era un ambiente chiuso per certe... Noi non... niente... ambiente chiuso per noi. È arrivato delle bare, sono sparite, dopo sono andate via. C'è stato dei morti. Però al cimitero di Quero, io sono andato a vedere, nel registro c'è un pilota solo registrato là, dove tutti i morti li portavano via. E anche i famosi morti alla Stella d'Oro e via, come si chiama, e sono andati tutti in Germania. Però Mosca, nessuno sa niente. numeri esatti voi non li sapete. Non si sa niente. Ma E le chiacchiere erano che c'erano capoccioni, e infatti le bare erano bare sontuose, diciamo. le hai viste allora? Ne abbiamo visto un paio solo. Non possiamo dire né quante né cosa e tutto, perché le cifre non sono uscite fuori, per noi era tabù, certe robe, non si poteva mettere niente. Voi avevate il vostro compito Il nostro soprattutto di compito vigilanza e basta. e oltre alla vigilanza cosa facevate? Niente. Una compagnia di 100 persone Sì. e altri 15 vecchi avieri, Sì. più la milizia, altri 15? E forse gli erano di più, perché alla porta bastava uno. Sì, al massimo 20 persone. Ecco, della milizia. 15 erano i vecchi avieri che ha detto? Gli artiglieri che dormivano anche quelli per conto suo, e via di quelli che erano rimasti all'8 settembre, una decina. Ma oltre a fare la guardia, non c'erano da riparare aerei? Niente, no, niente. Cioè, l'aeroporto allora rimaneva aperto per quale motivo? Per gli aerei di passaggio e basta. E se persino ho visto partire un aereo, un Dornier bimotore, con un'elica spezzata, è andato via lo stesso, perché
il pezzo di ricambio non c'era. E lui con un motore e l'altra elica spezzata a metà, tagliata a metà, è andato via lo stesso. Era questo che volevo, anche per rendermi conto qual era la consistenza di questo durante questo periodo fra l'8 settembre e la fine della guerra. Non si poteva proprio entrare per niente, specialmente dopo un mitragliamento, che è stato il primo episodio e che ha cambiato il comandante, che è venuto questo Sveig, come si chiama, non ci ha mai potuto soffrire, insomma. Dopo quanto tempo è stato mandato via il capitano, chiamiamolo così, buono? Subito. Ah, subito? Dopo 2 giorni degradato e mandato via. Ed è arrivato quest'altro. È arrivato quest'altro. Il quale per un po' vi ha tenuto. Questo Weiss. E ha detto che voi basta, non voglio più vedere. Via, non voglio vedere nemmeno più il sangue. Ma ce l'aveva proprio il dente avvelenato con l'esercito italiano, diciamo, con... Sì, beh, bisognava anche comprendere la mentalità degli italiani, la mentalità di quel tempo là di noi altri giovani. Per esempio, i tedeschi ci davano una cartuccia per fare la guardia. E noi abbiamo detto, ma una cartuccia, che cosa ne facciamo? Allora c'è sempre quello che mette il naso da tutte le parti, è riuscito a rubare una cassetta di proiettili. Io avevo la cintura, le ciberne vuote, perché adesso andava la guardia, e loro davano la cartuccia di ciberne vuote. Avevo una cintura di mitragliatrice con tutti i cartucci, come io, e tutto. E i tedeschi sapevano che gli mancava delle cartucce e via di seguito. Una volta ho fatto la sorpresa di la rivista della roba, persino il bordo dei pantaloni sono venuto a provare per vedere se trovavo le cartucce. Non ho trovato niente. E non hanno pensato che aveva la cintura, no? Sì, quando ci siamo accorti che cercavano insomma della roba che a loro gli mancava, abbiamo fatto sparire tutto. Perché loro non si fidavano di fatto di voi, per quello vi avevano dato una cartuccia sola. Quello è il fatto, non si fidavano di noi.